Arrivo da 3 mandati da vice sindaco. Le ultime elezioni sono state più che soddisfacenti, abbiamo ottenuto un risultato ottimo perché un 74% mi sembra più che buono, do merito a tutta la squadra. Una squadra compatta, secondo il nuovo sindaco di Moriago, che ha lavorato bene e che ha fatto la differenza per questa campagna elettorale. Con la lista Lega Progetto Futuro, il nuovo sindaco ha ottenuto 996 voti, triplicando quelli dell'avversaria Michela Ghizzo, che si è fermata a 339. Da vice sindaco uscente, Rizzetto conosce le necessità del paese. Tra le prime azioni da sindaco, il polo per l'infanzia. All'interno del nostro programma dobbiamo portare a termine l'ampliamento del polo per l'infanzia, un'opera di 2.700.000 euro, quindi un'opera importante che ha anche dei tempi ristretti per portarla al termine, quindi quella saremo focalizzati su quella e poi man mano attingeremo dal nostro programma le varie opere. Abbiamo il dislocamento dell'ecocentro, il miglioramento di Via Aldo Moro, la piazza della Vittoria dove ci troviamo adesso, insomma abbiamo diverse cose in programma. E da sindaco che ha corso con il simbolo della Lega, Rizzetto si trova in linea con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, una Lega che in Veneto è in netta ripresa. Mi sembra che la Lega nel nostro territorio, nella nostra provincia, si sia ben comportata e abbia ottenuto dei buoni risultati. Partiamo dal comune di Moriago e Battaglia, dove ben si è distinta. Anche a Treviso, il capoluogo nostro, penso abbia ottenuto un ottimo risultato, ha vinto in maniera netta senza passare per il ballottaggio e so che in altri comuni comunque si è ben distinta. Quindi per noi della Lega era comunque un motivo non di rivincita, ma di dire ripartiamo bene. E come in tutte le cose ripartiamo dai nostri valori e dalle persone.